Buongiorno da Renzo Michieletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Continuiamo il nostro viaggio attraverso le eccellenze dell'agroalimentare veneto. Quest'oggi facciamo tappa sul lago di Garda e parleremo dell'olio del Garda DOP, quindi una denominazione di origine protetta. Continuiamo, dicevo, il nostro giro, il nostro tour attraverso le eccellenze dell'agroalimentare veneto riconosciute dai marchi di qualità dell'Unione Europea, le DOP, le IGP, quindi le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette. In questo caso olio del Garda DOP, denominazione di origine protetta. Siamo in collegamento con la Presidente del Consorzio di tutela Olio Garda DOP, Laura Turri, che ringraziamo per essere oggi qui con noi. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei. Ricordiamo che questo consorzio di tutela l'area come dire, di produzione dell'olio Garda DOP comprende due regioni, Lombardia e Veneto ovviamente, e la provincia di Trento. Quindi Verona per il Veneto, Brescia e Mantova per la Lombardia. Presidente, qual è la peculiarità di questo olio? Da cosa si riconosce l'olio del Garda? DOP. L'olio del Garda si riconosce dalla delicatezza, dal profumo delicato e dal retrogusto di mandorla che subito dopo la spremitura già si comincia a percepire. Un olio subito pronto per l'uso, subito dopo il frantoio. E quanto se ne produce di quest'olio? Di quest'olio noi siamo una piccola nicchia rispetto all'olio che si produce in Italia e quindi noi produciamo sui 400.000 kg, per dare un'idea della produzione quest'anno. Si può calcolare in bottiglie? Quante bottiglie da... È difficile perché, vabbè, bottiglie da mezzo litro saranno su 900.000 bottiglie, 900.000 milioni di bottiglie. Quindi è vero, una piccola produzione, ma parliamo qui di altissima qualità, di altissima qualità. Altissima qualità, è una nicchia di mercato perché la nostra produzione è equivalente a 3 aziende di una regione del sud che produce tanto olio, Chiaro. quindi è veramente una piccola chicca, ecco, è particolarissimo e veramente un olio delicato e buono proprio perché nasce al nord, limite settentrionale per la produzione dell'olio, ricordiamo anche questo. Essendo Presidente, noi adesso ci vediamo una scheda che inquadra un po' e presenta un po' il prodotto e poi ritorniamo in studio e ci rivediamo. L'olio extravergine di oliva Garda DOP è ottenuto dai frutti dell'olivo delle varietà Casaliva, Frantoio, Lecino e Pendolino. La denominazione Garda DOP può essere accompagnata da 3 distinte menzioni geografiche aggiuntive: orientale, bresciano e trentino, a seconda dell'area di produzione, che interessa 16 comuni della provincia di Verona, 27 di quella di Brescia e 11 di Trento. La coltivazione degli olivi attorno al lago di Garda risale all'antichità, come testimonia una serie di ritrovamenti archeologici dell'età del bronzo e di antichi frantoi di epoca romana. L'importanza dell'olivicoltura in quest'area è inoltre confermata da documenti storici di epoche differenti, a partire da alcune citazioni nelle opere letterarie di Catullo. Le olive vengono raccolte manualmente o con mezzi meccanici entro il 15 gennaio di ogni anno. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro 5 giorni dalla raccolta. L'olio extravergine di oliva Garda DOP presenta un colore che va dal verde al giallo più o meno intensi, odore fruttato medio o leggero, sapore fruttato con note ben equilibrate di dolce e un retrogusto tipico di mandorla. Il prodotto viene commercializzato in recipienti di vetro o metallo di capacità non superiore a 5 litri. L'etichetta deve riportare l'indicazione Garda seguita dalla menzione denominazione di origine protetta, DOP, la sottozona, il simbolo comunitario e l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. Sulla confezione deve essere apposto l'apposito contrassegno di garanzia composto da un codice alfanumerico univoco che assicura la tracciabilità del prodotto e dalla dicitura olio Garda DOP. Per il suo gusto leggero, l'olio extravergine di oliva Garda DOP, che si caratterizza per un livello di acidità massima totale
di 0,5 grammi per 100 grammi di prodotto, è ideale come condimento per piatti dal sapore delicato. Può essere utilizzato sia a crudo che in cottura e abbinato a molti piatti a base di pesce di lago, carni, carpacci di carne e di pesce, pinsimoni, verdure cotte e crude, salse, bruschette e formaggi magri. L'olio Garda DOP è eccellente abbinato al cioccolato, ma anche per preparare dolci, sorbetti e gelati. Bene, rientriamo in studio dopo aver visto questa scheda. Presidente, quali sono le differenze tra l'olio che si produce nell'area veneta del Garda rispetto a quella lombarda e rispetto a quella di Trento? Beh, le differenze, grosso modo, il Garda è una zona unica, è una piccolissima zona di produzione. La differenza tra il bresciano e il veronese sono delle sfumature che possono percepire i nostri consumatori che sono degli amanti dell'olio. Quello del Trentino è leggermente più fruttato, infatti nel Garda abbiamo fruttato delicato e un fruttato medio. Ecco, diciamo che quello del Trentino va verso il fruttato medio. Però invito tutti a scoprirlo perché negli oliveti ci sono diverse varietà e quindi ci sono diversi profumi e diversi sapori, tutti contraddistinti dal fruttato che è leggero e non aggredisce mai le pietanze. Il consumatore come riconosce la bottiglia dell'olio del Garda DOP e soprattutto con cosa si accompagna? Va bene per quale pietanza l'olio? Beh, intanto vediamo subito come si riconosce. Questa è la nostra bottiglia istituzionale, non è in vendita, è per quello che ve la faccio vedere e serve proprio per far assaggiare l'olio a chi vuole scoprirlo e conoscerlo. E c'è questo contrassegno, un contrassegno numerato che riporta olio Garda DOP. Quindi il consumatore deve cercare il nome Garda nell'etichetta Garda DOP e trovare il contrassegno. Con cosa abbinarlo? Siamo qua sul lago di Garda e quindi qual è il miglior modo per assaggiare l'olio se non versarlo su un buon lavarello? Quello è il miglior modo, ma possiamo anche assaggiarlo sui dolci. Noi ogni tanto facciamo degli assaggi provocatori. Prendiamo la nostra classica polenta, ci mettiamo un po' di cioccolato amaro grattugiato e poi ci versiamo sopra un filo d'olio. Sentirete come esplode il sapore, perché proprio l'olio è un alimento che aiuta le pietanze a far sentire di più i sapori. Bene, con questo profumo nell'aria chiudiamo il nostro approfondimento di oggi. Ringraziamo la Presidente Laura Turri del Consorzio di tutela Olio Garda DOP e noi invece ci rivediamo alla prossima occasione.